L'alba su Lourdes fa dimenticare presto la stanchezza del viaggio, ricarica di energia, rimette in moto il cuore e la mente. A raccontarlo i pellegrini della diocesi di Chiavari, con oggi sono arrivati tutti, 120 in totale, 80 giunti ieri in treno, 32 quelli che questa mattina si sono uniti con il pullman, più alcuni partecipanti in macchina dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Stamani sul Presto c'è chi ha voluto pregare lungo la Via Crucis, momenti di silenzio e di riflessione per entrare fin da subito nel vivo del pellegrinaggio. L'emozione innanzitutto di vedere tantissime persone che in silenzio, soprattutto ammalati, accompagnati da tantissimi volontari che sono magnifici perché si prestano proprio con passione e volontariato proprio. Solo vivendola si può capire, perché descriverla sembrano parole come tante, però effettivamente è anche solo l'atmosfera che si respira, soprattutto alla grotta ovviamente, perché ti fa tornare, devi tornare. Nel pomeriggio di lunedì, Monsignor Gero Marino, vescovo di Savona Noli, ha celebrato la messa di apertura del pellegrinaggio ligure nella chiesa di Bernadette. Poco prima, i giovani del Servizio Civile Internazionale hanno portato in scena una pièce dedicata alla frase di Maria alle nozze di Cana: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Il telo celeste è l'acqua e il telo rosso è il vino. Come state vivendo questa esperienza di servizio civile in questo luogo di pellegrinaggio? Beh, è una bella esperienza, sì, ci stiamo divertendo, stiamo lavorando e prestiamo servizio a chi ha bisogno, molto volentieri anche. Il vescovo è arrivato ieri in tarda serata e si è unito subito ai pellegrini della diocesi. Questa mattina Monsignor Tanasini ha celebrato messa davanti alla grotta di Massabielle per tutti gli italiani. Oggi pomeriggio invece la celebrazione è dedicata ai fedeli della chiesa chiavarese nella cappella San Joseph. In serata infine la processione au flambeau all'Esplanade.